Ok, siamo in diretta. Siamo in diretta. Vediamo un po'. Ho ricaricato. Sul canale non si vede ancora per ora. Nemmeno a me compare. Questo è un problema perché se mi stanno commentando io non vedo. No, ok, io ce l'ho. Ok, allora dovrebbe comparire anche a me adesso. Non compare. No? Non mi compare. Quindi nel caso tu... Aspetta, provo a farla da qui, dall'altra pagina che mi sono aperto. Se vedi i commenti, dimmeli perché io purtroppo non li vedo adesso. Assolutamente sì. Se Allora, poi non riesci, seguo la chat io e boh, cioè. sì, 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 ma più che altro perché pure a me Sì, piace vedere sì. la chat, poi lento, internet lento, vaffanculo la Vodafone è la 20 mega e dovrei farmi la fibra assolutamente. Allora, C'è Andrea che sta scrivendo sul gruppo, tra l'altro. sì, sì, ho visto, ho visto. Allora, madò quanto poi il computer ci mette il suo. Io spero che comunque riuscirà a entrare. Ovviamente non faremo una live come quelle di Andrea che entreranno No, 10-15 beh, persone. quello sicuro, però l'importante è farla. E boh. Ah, sì, quello è poco ma sicuro. Tra l'altro anch'io vorrei prima o poi fare una live, possibilmente prima che io parta, perché sennò... Eh sì, Perché allora. ancora non ne ho fatta nessuna io. Anche perché poi fare live a me mi gusta. Sì, è proprio bello, non so, mi dà quella sensazione, no? Sì, ma anche perché c'hai un contatto diretto subito, capito? Esatto, esatto. Cioè, botta risposta subito. Allora, io ho scritto due volte calendario. No. Ok, adesso ci sono. Ok, L'ho perfetto. trovato. Perfetto. Non ci sono commenti, quindi nessuno ci sta cagando adesso come adesso. Perfetto. Per ora no. Due spettatori attuali che comunque siamo io e te, quindi. Se ne è aggiunto uno, tre, siamo in tre, attenzione. Tre. Ok. Ok. Buonissimo, buonissimo, dai. È un punto di partenza. Esatto. Allora, Qua continuano a intanto... scrivermi, però direi di silenziare. Perché... Intanto qua il terzo spettatore si fa desiderare, non scrive. Attenzione. Se ci senti, batti un colpo. Esatto. Allora, intanto io rispondo ad Andrea. Ma stai in Sardegna, ti pare che te scusi? Ma veramente. Quattro spettatori, attenzione. Adesso crescono i numeri, eh. Attenzione. Con calma. Piano piano, un po' come dice Andrea, dobbiamo aspettare che arrivi il flusso. E ovviamente Io intanto siamo aggiorno sempre per... operativi, mi sembra ovvio. Assolutamente, sempre operativi. Ho aggiornato sperando che comunque qualcuno avesse commentato, ma in realtà proprio nessuno ha commentato, quindi Io dobbiamo... vedo un quinto spettatore. Sì, sì, l'ho Buono, notato buono. anch'io Qua adesso. adesso Siamo in inizia. 5. Perfetto. 6, siamo in 6 adesso. Piano piano, con molta calma, stiamo aumentando. Io intanto mi si vede a metà, però va bene. C'è il riflesso della TV sul petto, non so perché. C'è Francesco Asaro, ciao Francesco. Ciao Francesco, un Allora, saluto. facciamo una live un po' stile Andrea, no? Che lui è capace di impostarle, io assolutamente no. Dato che comunque manca ancora un pochino al sorteggio del calendario, vorrei parlare comunque con voi delle voci di mercato del Cagliari. Si parla di un Giannetti in direzione Serie B, così anche per Melchiorri, o almeno così dice tutto mercato web.
Io non so voi cosa ne pensate, chiedo l'opinione a Samuel, tu cosa ne pensi di un Giannetti e un Melchiorri in prestito in Serie B? Ma su Giannetti personalmente penso che possa fargli bene, anche perché secondo me ora come ora lo spazio con tutti quegli attaccanti non lo troverà, anche perché l'anno scorso non mi sembra che abbia convinto abbastanza in Serie A. Riguardo a Melchiorre invece spero di no, perché come ho già detto in precedenti live lo reputo un grandissimo giocatore, mi piace veramente tanto, forse lo considero addirittura il mio attaccante preferito, e spero veramente che possa rimanere a Cagliari, così quando si riprenderà potrà ritornare a calcare i campi di Serie A. Lo spero per lui più che altro. Assolutamente, dopo due brutti infortuni in 2 anni, purtroppo è stata una carriera sfortunata quella di Melchiorri per adesso, anche se comunque sono del tuo stesso parere, a me personalmente è un attaccante che piace, ma io lo tratterrei anche più per esigenze tecniche, dato che comunque come prima punta vera e propria abbiamo solo Borriello, quindi Esatto, anche esatto, come, sono d'accordo. anche come giocatore di turnover, un giocatore come Melchiorri ti può fare veramente bene. Poi, ovviamente, se contro a portieri del calibro di Viviano, ricordiamoci Cagliari Samp, è ancora meglio. Esatto, esatto. La papera famosissima di Viviano che ha regalato il gol. Ah, Mamma mia, bello. fantastico. Bellissimo. Francesco Asaro scrive: sarebbe un grosso errore privarsi di Melchiorri. Assolutamente no, anche quest'anno sarà il capocannoniere del Cagliari. Ma Eh, quest'anno il capocannoniere del Cagliari è stato Borriello, anche perché comunque Melchiorri si è infortunato, quindi. Però Noi ci comunque auguriamo che sia il capocannoniere, ce l'auguriamo assolutamente, sicuramente. assolutamente può fare benissimo perché comunque è nelle sue corde, quindi Melchiorri può fare veramente bene, dipende comunque anche dalle decisioni del mister, vedremo cosa deciderà. Ovviamente nel principio punterà su Borriello come è scontato che sia, però comunque ripeto, come giocatore di turnover Melchiorri può fare il suo. Sì, poi da quello che ho sentito dal suo agente, tra l'altro, sembra che lui voglia veramente tanto rimanere a Cagliari, e questa è una cosa che personalmente mi fa molto piacere, perché si è proprio legato alla realtà del Cagliari, e questo sono contentissimo io. Sì, assolutamente. È una cosa che fa ancora più piacere vedere comunque che un giocatore si leghi così tanto alla nostra maglia. E ricollegandoci appunto a questo spirito di appartenenza, mi viene in mente il caso Salamon, che Esatto. ancora comunque non si riesce a capire se Salamon è in partenza o no. Io personalmente dico la mia, poi farò parlare Samuel sulla questione Salamon. Personalmente, da una parte spero che rimanga perché è un giocatore che a me piace, deve migliorare, come ho già detto, nel gioco aereo, però personalmente è un giocatore che a me piace abbastanza, soprattutto per questo spirito di appartenenza che ha dimostrato al Cagliari. Però il fatto che comunque evidentemente non rientra nei piani del mister, quindi dato che c'è un impegno l'anno prossimo che non è un impegno da poco, si chiama mondiale, è ovvio, io spero che Salamon possa comunque trovare una squadra magari in prestito in cui riesca a mostrarsi per poi essere convocato al mondiale e poi magari ritornare al Cagliari. Sì, la penso assolutamente come te. Lui vuole giocare perché appunto vuole cercare di trovare la titolarità con la maglia della Polonia, anche perché appunto nel 2018 ci sarà il mondiale, che ovviamente chiaramente è l'evento più importante nel mondo calcistico in generale, e quindi lui vuole giocare. È quello più che altro il problema con Rastelli. Secondo me Rastelli lo terrebbe tranquillamente come riserva. Il problema è che appunto lui vuole cercare una continuità di gioco. Anche a me piace molto come giocatore, in più è un ottimo uomo spogliatoio, Salamon, ed è una cosa importantissima. Spero rimanga, o spero che vada via solo in prestito, perché si parla di un interessamento del Palermo, della Spalmas, ma anche della Spal, se non sbaglio. Io Sì, spero che andrà via solo in prestito, perché è un giocatore comunque su cui si può puntare. assolutamente. Come riserva sarebbe ottima, però
evidentemente dà ragione a un giocatore che vuole mettersi in mostra, perché comunque essere convocato per un mondiale penso che sia il sogno di qualsiasi giocatore per la propria nazione, quindi io spero che comunque possa trovare un progetto che comunque lo faccia mettere in mostra ed essere convocato con la Polonia per il mondiale, però poi ritorni a Cagliari, perché io personalmente lo terrei a vita come giocatore del Cagliari. Assolutamente. Allora, io me le ero salvate tutte qua, tutte le voci di mercato, perché se no non me le ricordo. Ecco qua, cui prima volevo discutere del caso Balsano, perché per chi seguisse Andrea Mereu nel video di ieri, Andrea aveva parlato di un Balsano che probabilmente stava per firmare una rescissione contrattuale con il Cagliari. Io prima su... Ciao Jim, intanto. Ciao Jim, ciao ciao. Io prima su tutto mercato web del Cagliari invece ho letto che comunque Balsano dopo 3 anni potrebbe fare ritorno a Pescara. Allora, io adesso letteralmente non ci sto più capendo un cazzo, perché prima no, non lo convochiamo al ritiro di Peio. Ok, scelte del mister, va bene. Siamo in crisi con i terzini destri, ok, lo convochiamo al ritiro di Arizzo. Giustamente Balsano non ci sta e si fa rodere il culo. E probabilmente adesso non so se dopo aver firmato la rescissione consensuale andrà al Pescara, oppure Cagliari e Pescara cercheranno un accordo. Fatto sta che comunque Balsano è un giocatore in uscita. Allora, io lo terrei per il semplice fatto che è un terzino destro, anche se a me personalmente non piace. Però se proprio non rientra nei piani di Rastelli, a questo punto vada via, ma senza rescissione consensuale, perché si tratterebbe o del terzo o del quarto giocatore che se ne va via senza che il Cagliari incassi un singolo euro. Te Samuel, cosa pensi? Ma io sono d'accordo con te, penso che in questo momento, siccome Isla è già partito, abbiamo assolutamente bisogno come minimo di lui, perché un terzino come minimo ci vuole. Poi è chiaro che se magari riusciremo ad acquistare un giocatore, a quel punto può partire. Si spera che possa partire facendoci incassare un po' di soldi e che appunto non firmi questa rescissione e se ne vada a zero. La cosa personalmente è piuttosto preoccupante, perché siamo proprio scoperti sulla destra. Per fortuna è tornata in circolazione la voce che parla di un possibile arrivo di Rispoli. Fortunatamente. Io spero che Ma questa, oltre ad essere una voce di mercato, il Cagliari sotto banco stia intavolando una vera e propria trattativa. sì, lo spero, anche perché c'è bisogno assolutamente. Non possiamo continuare così, più che altro. Io entro agosto volevo vedere almeno appunto un terzino destro. Non so se riusciremo appunto entro agosto, però ce la dobbiamo fare, perché se arrivasse all'ultimo ovviamente sarei contento, ma sarebbe un casino poi per spiegargli il tipo di gioco che fa Rastelli, come muoversi nel campo secondo la tattica. Io spero che arrivi il prima possibile, semplicemente. Sicuramente, perché ricordiamolo comunque, Rispoli è un ottimo prospetto, è un giocatore in crescita, quindi il Cagliari prendendolo non potrebbe solo fare il bene proprio per questa stagione, ma inoltre speriamo di no, però comunque in caso al Cagliari venisse proposta un'offerta per Rispoli in futuro, nel caso lo prendessimo, potremmo fare anche... oh, fanculo. Eh, quando compri un giocatore e poi lo rivendi a tanto, come si dice? Plusvalenza, Potremmo se non ottenere sbaglio. comunque un'ottima plusvalenza. Quindi penso che sia un ottimo acquisto su tutti i fronti, per quanto riguarda la squadra e per quanto riguarda le finanze del Cagliari. Sono d'accordo, lo spero anch'io, spero che arrivi più che altro. Poi, boh, anche a me è un giocatore che personalmente piace, l'ho visto bene l'anno scorso col Palermo, tra l'altro ha anche segnato un po' di gol, se non sbaglio.
Mi ricordo che uno l'ha segnato quello sono sicuro, l'ha segnato contro l'Inter quando c'era ancora De Sì. Boer, che era finita 1-1 quella partita. È un giocatore che a me piace personalmente molto, spero che arrivi a Cagliari, e se non lui spero che almeno arrivi uno tra Laurini e Jacopo Sala, che sono gli ultimi nomi che hanno accostato al Cagliari. Più che altro perché già la difesa non mi è sembrata proprio a posto contro il Brescia, nell'amichevole che è finita per 2-2. E il Brescia è una squadra di Serie B, quindi dato che noi giochiamo contro squadre forti, perché comunque anche quelle di media classifica sono squadre forti, basta pensare alla Sampdoria dell'anno scorso che è arrivata decima, ma comunque per me era uno squadrone, quindi bisogna assolutamente rinforzare la difesa, in particolar modo e più di tutti a destra. Assolutamente. Intanto saluto Music Passion che si è unito. Ciao Music. Ciao. E volevo fare sia a te che ai nostri seguaci che ci stanno guardando una domanda che molto spesso è stata sottovalutata, o meglio, non è mai stata affrontata. Eh, diciamo, secondo voi le squadre di Serie A in generale, o ancora di più il Cagliari, sottovalutano la Coppa Italia? Te cosa ne pensi, Samuel? Secondo me sì. Allora, ovviamente la Coppa Italia non è mai arrivata e non arriverà mai ai livelli della FA Cup, dove in Inghilterra è probabilmente ancora più desiderata del campionato. Non so come mai c'è tutto, devo essere sincero, non ne ho idea perché ci sia tutto questo accanimento verso appunto l'FA Cup, questa voglia di vincerla. In Italia c'è tutta un'altra dimensione. In Italia la Coppa Italia, appunto, è un torneo così. Se esci non fa niente, tranquillo. Personalmente io lo reputo una cosa sbagliata, una cosa che non mi è mai piaciuta. Sinceramente vorrei vedere, perché non l'ho mai visto, un Cagliari un po' competitivo in Coppa Italia, dato che in campionato difficilmente riusciremo ad arrivare fra i primi posti, anche solo fra i primi 7, poi tutto è possibile, però la vedo difficile. Almeno in Coppa Italia provarci, secondo me non costa nulla. E tra l'altro vincere la Coppa Italia ti garantisce anche di andare in Europa League, quindi nel senso non è una cosa da poco. Poi è ovvio che vincere la Coppa Italia è difficile quanto arrivare fra i primi 4 in campionato, però almeno provaci, provaci, perché tanto appunto, dato che la Coppa Italia è sottovalutata, non è sottovalutata solo dalle squadre medio-basse, di medio-bassa classifica, ma reputo anche da squadre più grandi come magari la Roma o il Napoli. Assolutamente, la penso totalmente come te. Purtroppo io mi ricordo che nell'infanzia, quando ero piccolo io, la prima partita di agosto che giocavamo di Coppa Italia, non so perché mi ricordo che praticamente tutte le volte beccavamo la Triestina. La Mi Triestina. ricordo qui. Poi mi ricordo un paio di anni fa una partita scandalosa in cui perdemmo sempre il primo turno di Coppa Italia ai supplementari con il Frosinone. Sì, era pochi anni fa. Mi sembra forse non voglio dire cavolate, ma mi sembra l'anno prima di Zeman, se non sbaglio. Esatto, esatto, anche a me Sì, sembrava anche l'anno a prima di me quella non Zeman. era andata per niente giù. Cioè, dai, ma come fai? Vabbè. Esatto. Però io parlo principalmente per il Cagliari. Per esempio, prendendo l'ultima partita di Coppa Italia dell'anno scorso del Cagliari, giocata contro la Samp, io ho visto un Cagliari totalmente assente. Era totalmente assente, non ha giocato, ha fatto giocare solo la Samp praticamente. Io non capisco il motivo, cioè tu sai che comunque è una competizione che basta che ti impegni e con poco, perché relativamente è poco rispetto ai 38 impegni del campionato, puoi riuscire a giocarti la possibilità di andare in Europa League. Quindi, come hai detto tu bene, Samuel, perché non provarci? Io è questo che non riesco a capire. Ma sono completamente d'accordo. E secondo me un esempio appunto che hanno dato al calcio italiano sono state qualche anno fa l'Alessandria che era arrivata in semifinale, se non sbaglio.
col O ai Milan. quarti o in Col semifinali. Milan aveva perso, aveva dato una grande dimostrazione a tante squadre di Serie A che la snobbano completamente questa competizione. Stessa cosa aveva fatto lo Spezia che aveva vinto, se non sbaglio, i rigori con la Roma, Sì. ed era costato, se non sbaglio, tra l'altro, incredibili ricordi, l'esonero a Rudy Garcia. Oddio, questo personalmente non ricordo. Mi ricordo Non lo la so. partita perché ho goduto come un riccio, però dettagli. Però se non era quella partita, comunque è stato una o due partite dopo, quello sicuramente. Sì, riguardo invece al fatto di Sampdoria-Cagliari di quest'anno, io veramente io ci sono rimasto molto male perché mi aspettavo comunque di più. La squadra era completamente assente, come dici bene tu, Miro, e io personalmente, mentre la vedevo, mi stavano veramente cadendo le palle a terra perché non, a parte che era una partita veramente noiosa, ma a parte quello, Sì. il Cagliari non era in campo, non era in campo e questa cosa mi ha fatto piuttosto arrabbiare, tanto che personalmente l'ho reputata come una delle peggiori partite della stagione scorsa del Cagliari. Intanto Jim Morrison scrive che effettivamente il Cagliari la snobba storicamente la Coppa Italia e che un giorno gli piacerebbe che la vincesse, non sei l'unico. Poi non so cosa ha riferito, c'era la Rivei ancora, si vede a qualche Ah, forse partita che contro il abbiamo ricordato Frosinone, prima, sì. probabilmente, Magico Larrivei, e fa una spiegazione che non è per niente male, che effettivamente possono essere delle priorità che la società dà alla squadra. Però io la vedo un po' come una stupidaggine, diciamo, perché comunque tu società sai in primis che è un torneo che ti può portare all'Europa con solo 8, 9, massimo 10 partite, quindi perché non provarci? Sì, sono È d'accordo, questo. sono completamente d'accordo. Intanto, Samuel, ti aggiorno, dato che tu comunque non stai guardando, Esatto. qui ai microfoni di Sky, intanto è arrivato Tavecchio. Ah, bene, bene. Quindi Ok, fra io poco. purtroppo non metto il volume per paura che poi mi blocchino la live, Certo, certo. però vi posso assicurare che è arrivato Tavecchio e niente, stanno parlando, ma non riesco a capire un cazzo dal labiale, quindi non so di cosa stanno parlando. Sì, probabilmente fra poco, cioè anzi, probabilmente, sicuramente, a meno che non lo rinviano all'improvviso, fra pochissimo, fra pochi minuti dovrebbe iniziare finalmente il calendario. Io sono veramente, veramente curioso e proviamo a fare dei pronostici, dai. Esatto, era quello Proviamo. che volevo fare io. Pensa. Allora, io ho rivelato a Samuel che per me nella prima giornata becchiamo una neopromossa. Samuel, tu secondo te chi becchiamo nella prima giornata? Allora, io l'anno scorso l'avevo indovinata perché l'anno scorso avevo detto il Genoa e così è stato. Quindi vediamo se la indovino di nuovo, magari ci riesco. Io dico che beccheremo il Chievo Verona. Il Chievo Verona. Me lo sento. Ok, aspettiamo che anche gli altri ci rispondano con le loro opinioni. Intanto vi informo che ehm, le date del campionato saranno l'inizio domenica 20 ottobre, la fine del girone di andata sarà sabato 30 dicembre, quindi quest'anno sarà il primo anno in cui la Serie A giocherà anche nella pausa natalizia. I turni infrasettimanali saranno mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile, mentre le soste saranno domenica 3 settembre, domenica 8 ottobre, domenica 12 novembre, vaffanculo un giorno dopo il compleanno mio, domenica 14 gennaio e domenica 25 marzo. Music Passion intanto dice che secondo lui o Lazio o Roma alla prima e Crotone alla seconda, mentre Jim Morrison dice che la Roma alla prima. Generalmente noi la Roma la becchiamo sempre alla seconda giornata. Sì, siamo abbonati ormai alla Roma alla seconda giornata. Sì, assolutamente. Cioè, non capisco il perché c'è proprio una calamità. Tranne una volta che Roma-Cagliari tecnicamente era una seconda giornata, ma diventò la prima causa lo sciopero dei giocatori. Non so se ti ricordi. Sì, sì, I mi ricordo tempi di Al quell'anno. Kabir e il Kabir. Madonna, che giocatore il Kabir. Che tra Hanno- l'altro aveva segnato con la Roma, no?
se non Sì, sbaglio. aveva segnato, lo chiamavano l'Ibrahimovic marocchino, ancora me lo ricordo. Mamma mia, mamma mia. A me piaceva quel giocatore, non so che fine abbia fatto, mi sembra che sia rimasto solo un anno, se non sbaglio. Sì, solo un anno. Sono andato a controllare l'altro giorno perché ero curioso e adesso sta giocando in Turchia. Mm, mm. E invece Poi non so se hai sentito, Acquafresca invece è andato in al Svizzera. Sion. Sì, 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 sì. Acqua fresca, a me, io ho sempre sperato in un ritorno di acqua fresca al Cagliari, onestamente. Ma ti dirò, allora, cioè Acquafresca da bambino era il mio idolo, era veramente il mio attaccante idolo, perché mi ricordo un anno in cui ha fatto un sacco di gol, insieme a Matri, coppia stupenda, veramente Sì. stupenda, Matri e Acquafresca. E si era offerto, se non sbaglio, di venire al Cagliari in questa sessione di mercato, però il Cagliari non l'ha minimamente considerato, poveretto, e adesso invece si è accasato al Sion. È stato un peccato perché comunque il Cagliari è quello che ha aperto comunque le porte ad acqua fresca, che lo ha fatto notare ai più. Mentre Jim Morrison scrive, perché il nuovo Gigi Riva ha detto da Cellino, chi se lo ricorda? Romero. Oddio, Romero io personalmente non me lo ricordo. Ma sai che neanch'io? Onestamente mi sfugge il nome. Romero. Cioè io di Romero conosco solo il portiere ex Sampdoria. Che adesso al Manchester, sì. Esatto. Però altri Romero non me ne vengono in mente. Se Io mi ricordo. vogliamo... Hanno ammazzato- Aspetta, forse Oddio. ricordo che l'avevo letto da qualche parte che gli avevano ammazzato il figlio qualche. Sì, è vero, esatto. Era prima del 2000. 96-97. Purtroppo perché, come sapete bene, io sono del 2000, quindi purtroppo E io c'è. sono nato nel 96, quindi... Quindi Luis Romero, vero, vero. Sì, l'avevo letto che era capitata questa tragedia. Avevo letto. Io personalmente non posso ricordarmelo perché sarei un fenomeno se me lo ricordassi. Assolutamente. Invece io, sai qual è un giocatore che. Oddio, mi ha fatto sentire un attimo tutto male, ripeti? No, qual è un giocatorissimo ma che il Cagliari non ha mai usato? Quale? Cepellini. Eh, Cepellini. cioè, da come ne parlavano non era male. Sì, poi avevo visto anche un gol che aveva fatto a centrocampo. Un talento incredibile che a me piaceva tantissimo, mai fatto giocare. E vabbè. Era un difensore centrale, cos'era? Cepellini era. O No, no, centrocampista? era centrocampista, mi sembra. Eh, Sì, sì, sì. Ma era uno dei tanti che il Cagliari non ha mai fatto giocare, come magari per esempio Adrian oppure Sivakov, che me lo ricordo benissimo, Sivakov, Missiroli, ma vogliamo parlare di Madonna, Missiroli che non ha mai giocato mamma mia. mai. Allora, intanto, prima di leggere i commenti, vi dico che i criteri del calendario, per chi non lo sapesse, sarà nessuna partita nella medesima giornata nel 2016-2017 con stesso ordine casa-trasferta. Mm, Poi, non ho idea di cosa significhi perché con me devono parlare potabile. esatto. Poi, alternanza Bologna-Spal, vabbè, ovviamente le squadre della stessa città avranno Vabbè, sì. l'alternanza. Mhm. Poi l'esordio in casa invertito rispetto al 2016-2017 per squadre di Genova, Milano, Roma e Verona. Mm. Per impegni Un po' un europei, casino sto calendario. esatto, per impegni europei Napoli e Milan non si possono incontrare nella prima giornata. Ok, Ah beh, sì, questo lo sapevo, questa è l'unica cosa che sapevo io. esatto, quello è stato anch'io. L'unica cosa che sapevo, non vorrei che adesso da vecchio stesse facendo uscire la prima giornata, credo proprio di sì. Intanto Intanto leggo, Jim Morrison ci esatto, scrive: Io amavo Patrick Mboma, anch'io. Voi eh, direte: ma come fai ad amarlo se sei nato nel 2000? Se avete visto il video di oggi che ho caricato sia io sia Miro, dove io gioco a Football Manager 2016, Miro al 2017,
Io quel gioco lo amo talmente tanto perché me l'ha fatto conoscere mio padre, che aveva ai suoi tempi comprato Championship Manager 99-2000, ed è grazie a quello che ho conosciuto Patrick Mboma, che ogni carriera che facevo col Cagliari su quel gioco mi faceva minimo 15 gol. Allora, scusami intanto Samuel, ma stanno uscendo. Attenzione, la prima è Juventus Cagliari. Ma veramente no, ti prego. Te lo giuro, la prima giornata No. sarà Atalanta-Roma, Bologna-Torino, Crotone-Milan, Hellas-Napoli, Inter-Fiorentina, Juventus-Cagliari, Lazio-Spal, Sampdoria-Benevento, Sassuolo-Genova e Udinese contro Chievo e Udinese-Chievo. E quindi Quindi Sau ci ha prima giornata azzeccato. Cagliari, prima giornata Juventus, scusate, e quindi Sau ha azzeccato. Per chi non lo sapesse, ragazzi, io ho fatto no, non tanto perché incontriamo la Juve, perché forse è anche meglio incontrarla subito, così ce la togliamo, ma più che Sì. altro perché io abito a Torino e non ci sarò a vederla perché sono in Sardegna in vacanza. Perfetto. L'avevo detto tra l'altro nel pre-live con Miro, che ho detto speriamo che non capiti una tra Juve, Torino o Genoa o Sampdoria, e invece, chiaramente. Diciamo che come prima giornata è abbastanza, se non dire totalmente ostica. Eh, Sì. è Però c'è un... anche da dire che all'inizio del campionato le squadre big, come si sa ormai da tempo, sono un po' meno forti, appunto per tutti gli allenamenti fatti nel precampionato. Assolutamente, mi ricordo un Juventus Udinese in prima giornata in cui la Juventus perse miseramente. Sì, Quindi speriamo comunque, è sempre meglio incontrare le big subito perché sì, così almeno infatti. ce le leviamo di torno, però comunque è una partita, non vorrei dire già persa in partenza, però comunque non Sarà si prospetta difficile. bene. Esatto, sarà alquanto difficile. Ha scritto bene Jim Morrison, tranquillo, puoi completarla la parola, ma vaffanculo. Cioè, puoi Esatto, veramente tanto ormai. completarla. Esatto, meglio ora che sono tutti imballati. Però ragazzi, ricordiamoci che la prima giornata, ok, la affrontiamo alla Juventus Stadium contro la Juve, ma ricordiamoci che adesso abbiamo un giocatore che tempo fa segnò alla Juventus Stadium alla Juve, stiamo parlando di Kossu. Quindi speriamo. È vero, e aveva segnato il fantastico 3-2 del 2009, partita indimenticabile, con i gol di Biondini con Sumatri. Sono preparatissimo io. Quella però era ancora all'Olimpico, al vecchio Olimpico della È Juve. vero, è vero. E questo quando è che aveva segnato Costo aveva segnato quando allo già lo Juventus Stadium? Juventus Stadium era stato costruito, credo fosse un 1-1, se non vado errato, Mm. però non ti so dire neanche la stagione. Ludovico scrive che secondo lui un pareggio lo riusciamo a strappare allo Stadium. La palla è rotonda, quindi... Io prendo un secondo per salutare Ludovico perché è un mio amico, te lo dico subito. Ah, ok. Gli ho detto della live e lui ovviamente subito è riuscito a raggiungerci. Quindi Ludovico lo spero con tutto il cuore di strappare un pareggio allo Juventus Stadium. Possibilmente anche i 3 punti, anche se sembra impossibile, però magari. Era impossibile anche la salvezza nel 2007-2008, Vero, però... vero, vero. Però poi sappiamo tutti come è andata a finire, quindi incrociamo le dita, vediamo se la seconda giornata ci potrà soddisfazione. Tra l'altro, tutte e due abbiamo sbagliato i pronostici perché tu Genoa e io una neopromossa, No, quindi io avevo detto Chievo. Chievo, scusa. Genoa l'anno scorso. Eh, quindi abbiamo sbagliato tutti e due, però il tuo incubo alla fine si è avverato. Esatto, perfetto. Comunque Music Passion mi corregge e hai ragionissima perché non aveva segnato Kossu contro la Juve, Kossu aveva fatto l'assist per Geda o Matri, non ho idea, però mi ricordo che Kossu in qualche modo c'entrava perché quelli che avevano segnato nel fantastico 3-2 del 2009 erano Biondini, Geda e Matri. Hai ragione, perdono, non sono così preparato come
come dicevo poco fa. Penso che cioè, solo noi possiamo sapere quanto abbiamo goduto quella sera nel vedere il 3-2. In rimonta, tra l'altro, perché avevamo Esatto. segnato, poi 2-1 per loro, e poi la rimonta, bellissima. Però i gol della Juve in compenso me li ricordo. Se non ero segnò Krasic. No, Sissoko e Nedved. Ah, ecco, mi ricordavo che ce n'era uno biondo. Esatto. Jim azzarda un'ipotesi, esatto, poi ti svegli tutto sodato, perché dice 3 punti, impossibile però, vabbè, è possibile ma poco probabile, doppietta di Borriello e gol di testa di Padoin. A sto punto direi che facciamo 4-1, Rafael di rovesciata dalla sua area, gol. Esatto. No, vabbè, dai, è possibile, però lo vedo poco probabile, troppo poco. Purtroppo anch'io, che ti devo dire, Jim, la vedo anch'io come Miro, è piuttosto difficile, ci sveglieremo tutti sudati stanotte, purtroppo è così. Oh, hanno inquadrato quella faccia da cazzo di Lotito, mamma mia. Ma l'odio incredibile, represso che ho dentro per questa persona. È simpatico come una visita alla prostata quell'uomo. Mamma mia. Le grandi similitudini queste. Esatto. Intanto qua stanno facendo una scarrellata di immagini delle 3 neopromosse, che tra l'altro mi sono scordato già contro chi giocano, quindi La mando SPAL con la indietro perché... Lazio, mi ricordo. Ok, la SPAL sì. Benevento, ammetto che non ne ho idea. L'altra è l'Hellas, sì. Ok, le ho saltate per un attimo. Sì, l'altra è l'Hellas. Hellas subito col Napoli. Misica. A Napoli? La SPAL... No, fortunatamente a Verona. Fortunatamente per loro a Verona. Poi magari ne prendono Poi 7 c'è... come il Bologna, in casa. Però. Esatto. Poi Lazio Spal, avevi ragione. E poi il Benevento diciamo che non parte bene ma non benissimo perché comunque becca la Samp. Beh, è comunque una sfida difficile. Poi per l'organico che ha il Benevento tutte sono difficili, probabilmente anche quelle con la SPAL, appunto. Assolutamente. Io intanto... vero, non posso scrivere qua nei commenti perché non sono loggato, va bene. Comunque gli faccio una foto perché sennò poi me le scordo e se me le devo ricordare mi viene in corpo. Quindi. Intanto leggo la chat, Ludovico scrive gol di Cosso allo Stadium quotato 1,01. Si spera. Ecco la seconda giornata. Attenzione. E vabbè, non è possibile. No, Milan-Cagliari, non è possibile. Ma sai che lo sapevo che la seconda era il Milan? Ti giuro che lo sapevo che era il Milan la seconda. Non è possibile. 2 partite orribili, una dopo l'altra. Vabbè, se le levamo subito, però. Triplette di Cialanoglu. Che inizio brutale. Madonna. Brutale. Le altre giornate sono Benevento-Bologna, Chievo-Lazio, Crotone-Hellas, Fiorentina-Samp, Genoa-Juve, Milan-Cagliari, Napoli-Atalanta e subito alla seconda giornata big match perché c'è Roma-Inter. E Poi quindi il ritorno di Spalletti. Perfetto. Esatto, il ritorno di Spalletti a Roma, Spal Udinese e Torino-Sassuolo. Ragazzi, per adesso è un calendario veramente di merda. Concedetemelo. Più che altro speravo magari il Milan alla prima giornata perché magari con gli impegni di Europa League era un po' più stanco. Ma io più che altro, dato che comunque le prime 2 giornate si sapevano che sarebbero state in trasferta, io auspicavo in squadre comunque abbordabili. Intanto stanno facendo vedere il Sant'Elia che si sta smantellando. Ah, bene. Allora ci considerano anche a noi, perché io non ne vedo mai di immagini del Cagliari. Sì, stanno facendo vedere adesso la Sardegna Arena in costruzione che comunque è... Ah, ecco, il presidente Giulini c'è. Ah sì? C'è il presidente Giulini su Sky. Sarei tentato di vedere, di sentirlo. E Però... Jim intanto scrive alla terza il Barcellona. Esatto. Speriamo di no, Jim, perché sennò...
Guarda, con il culo che ci ritroviamo, la terza sarà davvero il Barcellona, oh. Madonna. Cioè, è un qualcosa di veramente allucinante. Le prime due partite, poi mi sarebbe andato bene se il Milan era quello dell'anno scorso, ma col Sì, Milan di infatti, quest'anno col Milan di quest'anno, boh. la vedo veramente male. La prossima sarà Ragazzi, il Napoli a sto punto, credo. ma almeno sarà in casa. Almeno quello. An- Ma più che altro una domanda che io volevo fare. La prima giornata di Coppa Italia la giochiamo in trasferta? Ma allora, teoricamente si dovrebbe giocare in casa del Cagliari, però per ovvi motivi non si può, perché appunto lo stadio deve Esatto. essere ancora finito. Ma se non sbaglio, si deve giocare in campo neutro, io credo. Ipotizzo. Perché, Basta che non sia il Nereo Rocco. no, guarda, lasciamo stare. Fino a basta, basta. Brutti Terza ricordi. giornata, attenzione. Oh, finalmente. Cagliari-Crotone. Terza giornata, Cagliari-Crotone. Bene, bene. Ok, le altre sono invece Atalanta-Sassuolo, Benevento-Torino, Bologna-Napoli, Cagliari-Crotone, Hellas-Fiorentina, Inter-Spal, Juventus-Chievo, Lazio-Milan, quindi altro big match, Samp-Roma e Udinese-Genoa. Mentre la quarta giornata sarà Chievo-Atalanta, Crotone-Inter, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Milan-Udinese, Napoli-Benevento, Roma-Hellas, Sassuolo-Juve, Spal-Cagliari, Torino-Samp. Bene, bene, bene. Quindi un po' Ok. alternate, due partite molto difficili con Juve e Milan, alternate con Crotone e Spal. Meno male, Che sono comunque meno abbordabili. male, meno male. Comunque complimenti a Jim perché non ha azzeccato la squadra ma ha azzeccato i colori. È vero, è vero, è vero. Allora, facciamo le foto. Io non so intanto se è uscita anche la quinta giornata. Comunque, tra l'altro, volevo solo segnalare che cioè, è l'ennesima volta che nelle prime 3 giornate capita Lazio-Milan o Milan-Lazio. Allora, io intanto, se puoi, tienimi un attimo d'occhio tu i commenti, Sì, vado subito a leggere. Music Passion parlava perché... ancora prima della terza giornata, ci manca la Roma alla terza e siamo ok. Ludovico scrive, la prima di Coppa Italia si gioca in campo neutro ma in Sardegna. Ah, quindi penso in quello dell'Olbia. Non lo so, forse sì. Music Passion scrive sì, campo invertito col Palermo, molto probabile. Allora, E intanto qui Jim ci non mi dice che ricorda. probabilmente almeno 3 punti o contro il Crotone o contro la Spalla riusciremo a portarli a casa. Si spera perché dopo due partite del genere Sì, la mia paura veramente. è che rimaniamo a zero. È quella la mia paura. Già strappare un punto in queste 2 giornate sarebbe una gran cosa. Esatto. Comunque sono tornato, quindi rivedo i commenti. Se magari le vinciamo tutte e quattro, Sì, sicuro. sarebbe un sogno. Là veramente mi sveglio su. Oddio, hanno inquadrato coso, Marotta. Mamma mia, fammole va. Fa paura, Marotta. Madonna. Intanto Francesco Asaro ci scrive: meglio le grandi all'inizio che sono fuori forma e qualche punto in più si può fare. Non che anche qualche bel colpaccio, si spera. E io Sì, sono assolutamente. completamente d'accordo. Però beccarne due di fila in trasferta. Più che altro è quello, perché magari il Milan in casa forse, non voglio dire, però magari un punto o anche 3 magicamente, magari riusciva a strapparli, ma tutte e due in trasferta la vedo difficile. Sì, assolutamente. Certo, non è il Milan dell'anno scorso, ovviamente, però ricordiamoci che comunque l'anno scorso il Milan fu l'ultima partita e nel girone di andata perdemmo comunque solo al 90° con gol di Bacca, nonostante una partita di Cristo, perché avevamo giocato veramente bene Sì, sì, e sì, non sì. meritammo di perdere. No, peccato perché non avevamo giocato tanto in attacco, ci eravamo chiusi, però avevamo coperto veramente bene. È stato un peccato quella partita.
Ok, qua noto che Marotta fa molta simpatia a tutti, come si può ben notare dai commenti. La mamma di Marotta e Polifemo è una perla. Fantastica, grande Ludovico. Sì, era pur vero che Bacca era 1000 anni che non segnava, però... E ovviamente contro chi segna? Contro di noi. Però purtroppo che ci vuoi fare? Cioè, la palla è rotonda, ci sta pure perdere così. A me, io preferisco perdere, però vedere comunque una squadra che ha giocato e che ha fatto di tutto comunque per portare il risultato a casa. Poi quello che succede, succede. Sì, infatti. L'importante è comunque mostrare che la squadra c'è. Quello è il principio. Sono d'accordo, sono d'accordo. Vediamo un po' tra quanto escono anche le altre giornate. Si sono bloccati alla quinta. Allora, ricapitoliamo magari per chi è arrivato adesso. Le prime 4 giornate del Cagliari vedono la Juve, il Milan, il Crotone e poi la Spal. Ok, sì, esatto. Ecco la sesta giornata. Detto fatto, ha parlato. Cagliari-Chievo. Quindi Ecco, noi giochiamo contro il Chievo. Poi abbiamo Crotone-Benevento, Fiorentina-Atalanta, Hellas-Lazio, Inter-Genoa, Juve-Torino. Ehm, il derby alla sesta giornata. Oddio, ah, letto Juve così Toro, non sembrava. è vero, neanche io mi sono Juve accorto. Toro alla sesta giornata, poi Roma Udinese, Samp Milan, Sassuolo Bologna e Spal Napoli. Quindi sesta giornata Cagliari Chievo. Bene, ma scusa, Mentre alla quinta, ricordo, è Cagliari Sassuolo, quindi abbiamo due partite in casa. bene, Quinta e bene, sesta bene. in casa. Anche qua abbastanza buono. Crotone Spal solo Chievo si potrebbe fare un buon bottino, diciamo. Sì, assolutamente. Aspetta, Jim, è l'Hellas che ha perso Cassano, no il Chievo. È vero, è Il Chievo, l'Hellas, è l'Hellas. il Chievo ha preso Gaudino, che è un ottimo acquisto, complimenti. Ma l'ha preso Veramente dal un... Bayern Monaco o da un'altra squadra? Perché mi No, ricordo no, che era il direttamente dal Bayern. Bayern. Ma è un colpaccio, Gaudino. Assolutamente. Ma io mi immagino i dirigenti del Chievo che fanno la trattativa con quella del Bayern, cioè, mi fa ridere sta cosa. Non so perché. Adesso fa ridere anche me, adesso che... Intanto, Poi tra l'altro... Sì, vai, vai, dimmi. no, che vedo, dato che sono su Facebook e vedo che c'è la diretta, ho visto delle immagini di Belotti, quindi probabilmente non so se si sta parlando di Belotti in generale o del Torino. Forse sono un Stanno po' indietro, facendo eh. quadratura del Torino in generale, cioè è tipo spot promozionale. Ah, ok. Comunque io intanto scrivo qua, scrivo ovviamente la giornata solo del Cagliari, quindi Juventus Cagliari, seconda, mo ricordo Milan Allora, Juve, Milan, Cagliari. La terza è il Crotone, sì. Crotone, sì, Terza Cagliari, Crotone. La quarta da Sas- Spal. la Spal, ok, quindi Spal. Andrei a Ferrara solo per vedere Spal Cagliari. Guarda. Quinta è il Sassuolo. E qua è uscita la settima. Eccola, ragazzi, dico solo questa. Cagliari, Sassuolo. Sesta, Cagliari, Chievo. Cagliari, Chievo. E ragazzi, questa, la settima, non ve la dico, ve la scrivo direttamente. Dai, sono curioso. La settima è poi in trasferta, porca puttana. Questa è la settima giornata del Cagliari, ragazzi. Bene, immaginavo dopo che hai detto Ecalà, immaginavo. Mannaggia, oh. Le Vabbè, comunque altre dopo giornate, 4 partite del genere ci sta, diciamo. sì,
Sì. Le altre partite saranno Atalanta-Juve, Benevento-Inter, Chievo-Fiorentina, Genoa-Bologna, Lazio-Sassuolo, altro big match, ovvero Milan-Roma, vabbè, Napoli-Cagliari, Spal-Crotone, Torino-Hellas e Udinese-Samp. Queste le altre giornate, le Bene. altre partite della settima giornata. Intanto sai che faccio? Condivido la live su Facebook. Ok, ottava Condividetela anche giornata. voi, ovviamente, ragazzi. Ottava giornata, ve lo dico e ve lo scrivo, sarà Cagliari-Genoa. Cagliari-Genoa, bene. In casa? Buono, buono. Sì. Le altre partite invece, c'è il derby di Milano, attenzione, ma minchia ci stanno 3 big match in una giornata. Sì? Chi cioè? Ci sarà Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, Fiorentina-Udinese, Hellas-Benevento e poi Inter-Milan, quindi derby, Juve-Lazio e Roma-Napoli. Ah, tutti insieme, così. Beh, all'ottava giornata rimanete incollati al televisore, mi raccomando. Esatto. Poi vabbè ci sarà anche Samp-Atalanta e Sassuolo-Chievo. Mm. Ottava giornata, quindi 15 ottobre, veramente pesante per quanto riguarda le partite, perché sarà veramente una bella giornata. Mm. Oddio, pure coso qua, Mirabelli, Parozio Fester. Oh. Se n'è andato Galliani, ne è arrivato un altro del zio Fester. Fanno la collezione a Milano, probabilmente. Ecco, mo stanno a far parlare all'udito, proprio la creme della creme. Ah, ma tutti insieme proprio? Così? Così, mucchio selvaggio, come direbbe Piccinini. Esatto. Che poi io non sopporto, io raga Piccinini lo odio con tutto me stesso. Tra l'altro ha deciso di andare via da Mediaset Premium, non so se lo sai. Non lo sapevo perché io Mediaset Premium non lo seguo dato che ho Sky. Io spero che non venga Sky. Ma mi sa di cioè non lo so, sul suo Facebook o sul suo Twitter, non mi ricordo, ha detto che per ora commentava solo le partite di Champions sul 5. Ok. Poi non si sa Vabbè, se andrà a Sky o no. io onestamente da quando hanno tolto la Champions su Sky non l'ho più guardata. Manco ho visto giusto la finale di quest'anno, Io me ma le guardo tutte, io non ce la faccio senza Champions. no, perché su Canale 5 non mi piace la telecronaca, mi fa veramente schifo e guardarla col muto dopo un Ah po' mi beh, sì. fa. Ecco, il tuo amico Ludovico mi chiede perché odio Piccinini, perché ha questo enorme difetto di fomentarsi quando non ce n'è bisogno. Tipo, stanno impostando una manovra a centrocampo, passaggio filtrante, così, e ti fa più i colpi, cioè, Magari sei lì tranquillo sul divano che ti stai addormentando e invece... esatto. Poi, cioè, io amo, per esempio, Massimo Marianella. Vabbè, assolutamente. Drogba! Il mitico Drogba! Drogba. Fantastico. Io me la ricordo perché esultai insieme a lui, anche perché se non erro fu la Champions che il Chelsea vince in casa del Bayern e la finale era nello stadio del Bayern, se non erro. Sì, 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 sì. Ai rigori aveva vinto. Bellissimo. Fu fantastica quella finale. Mi ricordo che aveva sbagliato Schweinsteiger dal dischetto, aveva preso il palo. Io già tanto che mi ricordo quale finale era. Meglio Eh, Vittorio Sanna. Vabbè, pure quello è vero. d'accordissimo, assolutamente. Nona giornata, ecco, mi devo andare a prendere i biglietti per il 22 ottobre perché c'è Lazio-Cagliari, nona giornata. Mm. Vabbè, dai, tutto sommato non è un brutto calendario per ora, eh. A parte l'inizio così, però... boh. Esatto. Ci sarà un altro big match che è Napoli-Inter. Ci sarà Mm. Napoli-Inter. Le altre partite sono Atalanta-Bologna, Benevento-Fiorentina, Chievo-Hellas. Ah, il derby pure, c'è pure il derby di Verona. Ah, Lazio-Cagliari, ovviamente.
Milan-Genoa, Napoli-Inter, Samp-Crotone, Spal-Sassuolo, Torino-Roma e Udinese-Juventus. Bene, bene. Decima giornata, ok, affrontiamo la seconda neopromossa, affrontiamo il Benevento in casa. Bene, molto. Quindi fammelo scrivere perché sennò poi me lo scordo. Cagliari, Benevento. Mentre non vedo altri big match, no, decisamente no, perché sarà Atalanta, Hellas, Bologna, Lazio, Chievo, Milan, Fiorentina, Torino, Genoa, Napoli, Inter, Samp, Juventus, Spal, Roma, Crotone e Sassuolo, Udinese. Mm, mm. Questa è la decima giornata in toto. 11ª giornata, e qua penso che tu ci potrai andare, Samuel. Come mai? 11ª giornata, Torino-Cagliari. Oh, sarà contento È anche il Ludovico perché 29 ottobre. ti svelo che Ludovico è del Bravo. Toro, quindi ci vediamo Ah, allo ok. stadio, Ludo, dai. Quindi Ma più che stavo a altro scrivere perché Torino. dà fastidio che mi perdo le prime... Vabbè che me le sarei perse comunque, perché sono in... No, che cavolo dico? Sono in trasferta, quindi sono in casa Juve e Milan, quindi me le perdo, tutte e due tra l'altro, non solo la Juve ma anche il Milan mi perdo. Nell'11ª giornata, comunque, c'è un altro big match, ovvero Milan-Juve. Ah, Bonucci, il ritorno. Esatto. Il ritorno di... No, stavolta è Milan-Juve, no Ah, ok, a Juve-Milan. Milano, quindi la Juve torna da Bonucci, perfetto. Esatto. Le altre invece saranno Benevento Lazio, Crotone Fiorentina, Hellas Inter, Milan Juve, Napoli Sassuolo, Roma Bologna, Samp Chievo, Spal Genoa, Torino Cagliari e Udinese Atalanta. Mm. Vediamo un po' se è uscita la 12ª, ancora no. Io intanto ho smesso pure di fargli le foto, vabbè, tanto le scrivo qua, quindi quello che a noi importa è questo. Tra l'altro Ma sono cosa curioso. scontri diretti Atalanta-Roma? Vabbè, lasciamo stare. A proposito dell'Atalanta, stavo proprio per dire che sono curioso di vedere l'Atalanta l'anno prossimo. Io sono, se c'è qualche tifoso dell'Atalanta, abbiate pazienza, ma sono convinto che molto probabilmente le gesta dell'anno scorso non riuscirà a ripeterle. Sono curioso però di vedere se sarà un fallimento totale come il Sassuolo oppure se comunque tornerà al classico 10º-11º posto. Ma io onestamente condivido un po' la tua idea, cioè ho un po' paura che comunque l'Atalanta non riesca a rinnovare la stagione che ha fatto quest'anno. Spero che ci possa riuscire, assolutamente. Però più che altro, non so, c'è un sentimento negativo, un presentimento negativo, non so. Potrà riuscirci a smentire col tempo. Io intanto faccio un pronostico sia a voi che a Samuel. Ovviamente è presto per poter fare dei nomi e quant'altro, però sull'onda delle emozioni di queste partite che vi ho detto fino adesso, per voi quali sono le tre papabili alla retrocessione quest'anno? Parto io? Vai, vai. Allora, è ovvio che Benevento e Spal sono le più quotate, perché non tanto perché sono neopromosse, ma più che altro perché sono neopromosse da neopromosse. Non so se mi spiego, nel senso che al primo anno in Serie B sono riusciti subito a tutte e Ah, due ad sì. andare in Serie A. Quindi la vedo veramente difficile per tutte e due. Se c'è una che vedo favorita per la salvezza è la Spal, però comunque non credo. Quindi due saranno secondo me loro e io per la terza dico il Chievo. Ti dico il Chievo che da anni che non scende. Ok.
Io mi accodo a Benevento e Spal, ovviamente. Spero che si possano salvare come il Crotone quest'anno, però Vabbè, è sì, un po' un'altra favola del difficile. genere sarebbe bella, però boh. Comunque il Esatto, Crotone c'è da dire che aveva una rosa diversa da quella sia del Benevento che della Spalla, aveva una rosa sì, molto più pronta per la Serie A. assolutamente. Anche se comunque ha mostrato tantissime lacune, eh. Sì, questo sì. Comunque, oltre al Benevento e alla SPAL, io, data la brutta stagione dell'anno scorso, direi il Genoa. Mm, mm. Non so, io propongo queste tre. Intanto rispondo a Jim che secondo lui sicuramente l'Atalanta non farà la stessa stagione dell'anno scorso, come Belotti non segnerà al Toro gli stessi gol di quest'anno. Sì, è probabile, è probabile. Probabile. Ovviamente si augura sia all'Atalanta che possa fare una grande stagione, sia a Belotti che possa segnare tanto, però comunque è difficile. Assolutamente, io spero più, non me ne vogliano i tifosi atalantini, però io spero più in Belotti che nell'Atalanta in sé, anche se comunque il ranking UEFA è importante, ricordiamoci che dall'anno prossimo l'Italia tornerà ad avere 4 posti per la Champions, quindi E meno male, aggiungo, perché ci vuole. E tra l'altro ricordiamoci che in Europa League quest'anno c'è un Milan che si prospetta molto forte, quindi vediamo cosa. comunque io intanto leggo i commenti sperando che torni al più presto Samuel. Music Passion ci dice che secondo lui le retrocesse sono Sassuolo, Benevento e Crotone. Beh, il Sassuolo si tratterebbe della sua prima vera e propria retrocessione. Ok, rieccoti Samuel, hai il muto. Ok, Adesso? Bene. ok. Ragazzi, io non so cosa succede dalle mie parti, crollano edifici, io non ho idea. Comunque, stavo Comunque, dicendo. stavi dicendo sul Milan? Sì, stavo dicendo che abbiamo in Europa League una squadra come il Milan che è probabile, c'è una delle quotate come la vincitrice appunto dell'Europa League. E sperando che non faccia appunto la fine, come ti stavo dicendo, del Napoli di qualche anno fa, che era stato eliminato dal Dnipro in semifinale in modo vergognoso, veramente incredibile. Sì, era abbastanza brutta quella partita, cioè l'hanno persa in una maniera allucinante, però. Sì, 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 sì. E tra l'altro non voglio dire cavolate, ma mi sembra che l'altra semifinale fosse stata Fiorentina-Seviglia, quindi abbiamo avuto due Sì, italiani in semifinale e tutte e due eliminate. Che sfiga, mamma mia. intanto 12ª giornata uscita, Cagliari-Hellas. Ma allora, a parte le prime due, è veramente un buon calendario, secondo me. Sì, per adesso comunque mancano ancora Roma, stranamente, Roma e Lazio. E No, Lazio è già Inter, uscita. Roma e Inter, infatti, mi sa. Roma e Inter mancano. Mm, mm. Comunque, Music Passion ha detto che secondo lui le retrocesse sono Sassuolo, Benevento e Crotone e si tratterebbe della prima retrocessione effettiva del Sassuolo perché per adesso, insieme all'Inter, sono le uniche due squadre mai retrocesse in B, dato che il Sassuolo comunque dalla B ci viene Esatto, e esatto. non è ancora mai retrocesso. Eh, Mentre per Francesco saranno Benevento, Chievo o addirittura Spal o Fiorentina. Ehi, che azzardo! La Fiorentina è pur vero che adesso si sta vendendo sto mondo e quell'altro, però sappiamo che comunque è sempre rinata dalle ceneri la Fiorentina. Beh, ma È sempre riuscita a creare una rosa decente. sì, in più sono dell'idea che magari improbabile, questo improbabile pronostico si poteva fare se ci fosse stato ancora Paolo Sousa, ma siccome adesso vedo Pioli che sembra avere le idee chiare, nonostante Corvino stia vendendo pure sua madre, secondo me faranno un buon campionato e si qualificheranno in Europa League, magari anche da sesti, però si qualificheranno.
Intanto, 13ª giornata, 19 novembre, c'è il derby Roma-Lazio. Mentre noi in 13ª giornata andiamo ad affrontare l'Udinese in trasferta. Quindi Udinese, Cagliari. Diciamo che, come hai detto tu Samuel, per adesso, a parte le prime 2 partite, si sta rivelando, credo, un buon calendario. Sì, sì, sì. Poi ragazzi, a sto punto vi evito di leggere anche le altre, vi dico solamente se ci sono big match in la partita, chi affronta il Cagliari, perché intanto intervistano Ferrero. Ah, Jim dice che Udinese Cagliari è ostica. Beh, effettivamente non abbiamo un bel rapporto con l'Udinese, perlomeno in casa loro. sì, io Mi sono ricordo d'accordo, il sono 6 a d'accordo. 2 di tanti anni fa. Sì, Madonna, è vero. Sai che non me lo ricordavo più, il 6-2. Io purtroppo sì. E comunque sono d'accordo Purtroppo con Jim, perché appunto non abbiamo gran bei ricordi con l'Udinese e comunque è sempre stata una squadra che ho sempre ammirato perché ogni anno sfoggia una bellissima rosa e grandi talenti. esatto. Poi è una di quelle squadre che generalmente tutte sono così, ovviamente, ma l'Udinese in primis sono una di quelle squadre che non puoi prenderle sotto gamba perché ti ribaltano la partita e non ti fanno giocare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Peccato purtroppo che sia una di quelle società che punta solo alla plusvalenza, perché secondo me Sì, potrebbe tranquillamente arrivare in Europa ogni anno, e non sto esagerando, secondo me, perché ha una squadra ogni anno veramente preparatissima. Poi con Del Neri, come l'abbiamo visto l'anno scorso, ha cambiato totalmente faccia all'Udinese e sta facendo veramente un bel percorso, secondo me. sì, assolutamente, sta facendo un bel percorso. Music Passion ci chiede, secondo voi quest'anno saremo in grado di fare punti a Bergamo, Udine, Verona, Sponda, Chievo? Allora, ti premetto che io in Chievo-Cagliari mi sono addormentato, proprio per dirti questa. Diciamo che pure col Chievo non abbiamo un bel rapporto. A Bergamo ogni tanto qualche risultato l'abbiamo strappato, ma neanche più di tanto. E Udine si spera. Io ovviamente spero che in tutte e tre, sommando tutte e tre le partite, riusciamo a portare a casa 9 punti. Però è un pronostico che anche quello che abbiamo fatto prima non può essere fatto. Noi lo facciamo lì per lì, bisogna vedere anche la squadra come sta giocando, la squadra avversaria come sta giocando, ci sono mille fattori da valutare. Te Samuel come la pensi? Sì, sono d'accordo riguardo appunto che ora non si può dire ancora niente perché magari poi il Verona te lo ritrovi quarto che fa la stagione dell'Atalanta l'anno scorso e non è che puoi dire vinciamo sicuro. Quindi Esatto. riguardo appunto ai punti possibili sono convinto che col Chievo riusciremo a fare punti e la vedo un po' più difficile con l'Atalanta e con l'Udinese soprattutto, però vedremo. Intanto rispondo un attimo a Francix che mi chiede quanti iscritti hai. Allora, non ti rispondo con il mio numero degli iscritti per un semplice fatto. Non ho tanti iscritti. Questo penso sia facilmente presumibile dalle visualizzazioni dei miei video. Ho tolto il numero degli iscritti per il semplice fatto che magari una persona vedendo quello che faccio gli piace, può essere condizionato dal fatto che io abbia pochi iscritti e quindi secondo lui il canale non vale un cazzo perché non ho 10.000 iscritti o quant'altro. Quindi ho tolto gli iscritti per questo motivo e quindi sarebbe controproducente per me rivelare il numero dei miei iscritti. Comunque, intanto stavano facendo un servizietto, detto così è brutto, stavano, stavano facendo vedere, diciamo, un promo su Bucchi che secondo me promette bene. A me è piaciuto al Perugia, intanto hanno inquadrato Borriello pure. Eh, Speriamo che Borriello possa continuare con la sua splendida forma
e portarci quei punti, cioè perché gran parte dei punti che abbiamo fatto l'anno scorso sono solo grazie a Borriello, ricordiamolo. Sì, assolutamente. Quindi dobbiamo tanto a lui per l'anno scorso, poi boh. Comunque, a parte il servizietto di Bucchi che a quanto pare fa Esatto. gola un po' a tutti, tralasciando sta cazzata, secondo te come lo vedi Bucchi, Samuel? Ma allora, l'anno scorso ha fatto una buona stagione col Perugia, appunto. E secondo me sarà un allenatore di rivelazione nella prossima stagione. Lo vedo veramente bene. Secondo me è un tipo un po' come rivelazione intendo alla Conte, che Conte aveva fatto le sue, come si può dire, cioè era stato allenatore dell'Atalanta e del Siena, dove aveva fatto bene in tutti e due i casi. E poi, poi è andato, come sappiamo tutti, alla Juve, ha fatto il suo percorso, poi è andato in nazionale. Io lo vedo così, non so, lo vedo l'allenatore sorpresa. Mm. Effettivamente anch'io la vedo un po' così. Per me può fare veramente bene. D'altronde il Sassuolo comunque ha esordito con un allenatore sorpresa che è stato Di Francesco, che comunque adesso si ritrova a calcare una panchina come quella della Roma. Quindi Sì, secondo me infatti. il Sassuolo ha fatto bene a puntare su Bucchi. Intanto, a parte sto coglione che si diverte così, contento te, Franci mi scrive io ho 27 e non li nascondo. Fai bene, è una filosofia, io ho scelto di non farli vedere, tanto alla fine se si vedono o non si vedono poco cambia, il succo sono i video, non gli iscritti. Questo si diverte così, cioè vuoi che ti risponda, che mi metta a piangere, cosa vuoi? Niente, Cioè, purtroppo c'è anche questa gente su YouTube, che ci dobbiamo fare? ah sì sì, ma io non so uno di quelli che si incazza o cose così, cioè a me No, mi no, ma fanno neanch'io. ridere. Sì, ma anche a me, anche, cioè più che altro ci stai dando una visualizzazione, boh, semplicemente. Sì, cioè, grazie che stai qui per insultarci, cioè se devi fare così, continua. Ah, va bene, dopo te la porto, tranquillo. Allora, intanto Francesco scrive: Bucchi è un ottimo allenatore, non a caso è stato nel giro dei papabili per allenare il Cagliari. Io ce l'avrei visto bene, devo essere sincero, però vediamo ancora per una volta, ancora per questa stagione Rastelli. E secondo me io ci provo, eh. Sarà la stagione buona dei Rastelli, dove azzeccherà molte più cose degli anni scorsi e magari conquisterà un po' di più la piazza sarda, diciamo. Questa per me è stata quasi più grossa della Fiorentina retrocessa, Dici? Dici? Intanto, 14ª giornata, Cagliari-Inter. Mm. Quindi, ecco, l'abbiamo nominata prima, Cagliari-Inter. Vediamo se ci sono altri big match. No, non ci sono altri big match. Quindi 14ª giornata Cagliari-Inter. Dai, a parte le prime due subito, comunque manca solo un'altra big. Guardate se non se la ritroviamo la Roma come 15ª. Eh, No, no, non ce la ritroviamo. Abbiamo il Bologna, quindi 15ª giornata ecco chi Bologna-Cagliari. mancava. Mancava il Bologna. Bologna-Cagliari. Però nella 15ª giornata ci sarà un big match che sarà Napoli-Juve. Quindi Ah, Napoli. Hm. A Napoli, quindi. bella partita, bella partita. È uscita anche la 16ª. Ok, 16ª uscita, Cagliari-Samp. Ah, è vero, mancava anche la Samp. E ne mancano altre tre, di cui una è la Roma. Le altre sono Fiorentina, sicuro. Manca ancora la Fiorentina e credo no, il Genoa. No, no, il Genoa c'è. Roma, Fiorentina e Samp. No, Sampdoria è uscita adesso. Ah, è vero, è uscita adesso, che cazzo dico? Allora, Lella, Allora, l'Inter pure.
Sai che non ho idea. Ecco, intanto 17ª giornata Roma-Cagliari. Ah, Quindi Roma-Cagliari alla 17ª giornata. Io non so di che partita tu stia parlando, Lorenzo, onestamente, quindi se ci puoi spiegare. Quindi, vediamo se ci sono big match. No, assolutamente no. Manca adesso la Fiorentina e un'altra. Allora, la Roma Emo beccata, Samp beccata, Bologna presa, Inter presa, Udinese presa, Hellas presa, Torino preso, Benevento preso, Lazio preso, Genoa preso, Napoli preso, Chievo preso, Sassuolo preso, l'Atalanta, ah, già, è vero, giustamente. Fiorentina e Atalanta mancano. Bene. Speriamo Atalanta adesso. Io sinceramente spero Atalanta. Non si sa il motivo, Samuel crasha. Purtroppo Samuel crasha. Però comunque quello che doveva dire per adesso cioè, l'ha detto. Oh Samuel, Pazienza, hai di nuovo il muto. mi sa che ho problemi di connessione, sapete? Mi sa di sì. Abbiamo notato. Mi sa di sì. Aspetta che vi lascio un secondo perché vado a vedere una cosa. Per capire Sì. se è un problema di connessione effettivamente o no. Arrivo subito, eh. Ok, vai, tranquillo. Sì, Music, il Benevento è uscito, mancano solo Atalanta e Fiorentina. Sono le due che mancano. Vediamo se prima Atalanta o prima Fiorentina. Vedremo un po'. Stiamo a scoprire. Rieccomi. Ok. Allora, Era mi un sa di problema di sì. connessione? Mi sa di sì perché c'era mio padre che guardava su Sky proprio il calendario in cucina. Ah, ecco. E quindi, dato che noi abbiamo, come si chiama, la scatoletta lì, il coso, come che si chiama? Sì, Lo vabbè, Skype avete capito, Skybox, esatto, si connette sempre al wifi invece che ad Ethernet, semplicemente quello. Ah, ok. Music Passion intanto ci avverte che Romagna è arrivato in ritiro ad Arezzo, Quindi è quindi fatta. credo si sia ufficializzata lo scambio Romagna del Fabbro. Bene, allora io, dato, non so se avete visto appunto il video di Miro, come dicevamo prima, che ha fatto 2 video bellissimi su Football Manager, ti dico Miro che Romagna è, su Football Manager è uno dei più forti prospetti di sempre. In tutte le carriere quasi è uno dei migliori alla fine. Ah, dice che da ieri addirittura Romagna è arrivato in ritiro ad Arezzo. Da ieri? Bene. Bene, bene. Allora, già che, che ci siamo, noi su Facebook, io, Samuel ed Andrea, abbiamo una chat dove parliamo del più e del meno e ho chiesto a loro come gli fossero sembrate le maglie del Cagliari. A voi, onestamente, come sono sembrate? Cioè, vi sono piaciute? Io personalmente vi dico che la prima mi piace, ma non mi piace. Cioè, mi piace perché è come quella dell'anno scorso, è bella, ma avrei preferito l'avessero cambiata. La seconda è spettacolare, mi fa impazzire, mentre la terza, classica rossa, porta fortuna, mentre la maglia dei portieri a me fa veramente schifo, cioè troppo dorata, pacchiana. Dopo penso che c'ho Donnarumma in porta e non Rafael o Cragno, dato che quella del Milan di quest'anno era identica. Esatto. Te invece, Samuel, cosa ne pensi delle nuove maglie? Ma appunto, come ti avevo detto nel messaggio privato, la prima mi piace, però come condivido con te il pensiero che sia uguale, identica a quella dell'anno scorso, però ci può stare. La seconda piace da impazzire anche a me, la terza, come hai detto tu, è portafortuna e mi piace molto, anche se è semplicissima, e invece quella dei portieri, al contrario, come ti avevo già detto, mi piace abbastanza.
non è assolutamente la miglior maglia di sempre, per carità. Ne abbiamo avute di molte migliori, però non mi dispiace, tutta oro. Sì, assolutamente. Ha detto bene, la migliore è la bianca. L'ha detto bene Music Passion. Intanto, Sì, sì, Samuel, sì. ti annuncio che la 18ª giornata sarà Cagliari-Fiorentina. Mm. Quindi ultima giornata sarà Atalanta-Cagliari e quindi 38ª giornata sarà Cagliari-Atalanta. Quindi concludiamo il campionato un'altra volta in casa. Meno male. Ok, big match ce ne sono, c'è Juve-Roma. All'ultima Alla penultima giornata Juve-Roma è tosta, è decisiva Juve-Roma. Ragazzi, penultima giornata Juve-Roma è veramente tosta. Esatto, anche a me quella rossa ricorda il Cagliari di Allegri. Sì, Cagliari di Allegri che io porterò sempre questo ricordo nella mia testa, perché mi ricordo di un Cagliari Udinese che ci poteva portare in Europa, se non sbaglio, e abbiamo perso 2-1 e stavamo vincendo, me lo ricorderò per sempre. Tranquillo, Jim. Comunque concludiamo con, vabbè, ormai l'avevamo detto, Atalanta-Cagliari sarà l'ultima giornata. Però Esatto. attenzione, perché qui c'è un analogismo da fare molto divertente, perché ci sarà un big match l'ultima giornata, ma non è un big match qualsiasi, è Inter-Lazio. Eh, E, e all'ultima giornata qualcuno potrà ricordare qualcosa. un interlazio particolare, diciamo. Esatto. Quindi, beh, io a questo punto direi, tutto sommato comunque sono delle partite, a parte le prime due, è un calendario abbordabile, Sì, sono d'accordo, abbastanza sono buono. d'accordo. Sì, è un calendario che mi piace, non ne avevamo così secondo me da tanto tempo. E quindi sono contento, mi dispiace solo che mi perderò le prime due. Quello mi dispiace tanto, perché però vabbè. L'hanno fatto apposta perché sapevano che andavi un mese in Sardegna. Sì, ne sono convinto anch'io, guarda. Comunque analizziamo un po' meglio questo calendario. Allora, le prime due, ovviamente, come sapevamo un po' tutti, sono in trasferta e abbiamo due trasferte complicatissime, dato che abbiamo Juventus e Milan. Quindi penso che il Cagliari, più che a sbancare tutte e due, punterà a fare massimo 2 punti, Sì, credo anch'io. cioè a strappare un pareggio sia contro la Juve che contro il Milan. Poi abbiamo un filotto di ben 1, 2, 3, 4 partite dalla terza alla sesta che sono Cagliari-Crotone, Spal-Cagliari, Cagliari-Sassuolo e Cagliari-Chievo, di cui 3 in casa e solo contro la Spal in trasferta, in cui comunque possiamo, non dico fare 12 punti, cioè è possibile, però comunque possiamo fare un bel filotto di punti per magari risollevarci eventualmente dalle prime due giornate. Te che pensi, Samuel? Ma secondo me in queste 4 partite 9 punti si possono fare. 3 contro la SPAL, che personalmente la vedo abbastanza una partita semplice, poi non voglio ovviamente portare Iella, però stando ai fatti bisogna essere anche un po' realistici. Poi col Crotone in casa la vedo anche quella una possibile vittoria e anche col Chievo. Col Sassuolo invece la vedo un po' più difficile, però ripeto, in casa abbiamo vinto 4-3 in rimonta, quindi La partita in trasferta meglio non ricordarla. non esiste la partita in trasferta. Poi in settima giornata abbiamo un'altra big, Napoli-Cagliari. Beh, Napoli-Cagliari, ragazzi, è stata... Anzi, al San Paolo ce la siamo combattuta molto di più di come abbiamo giocato al Sant'Elia. Sì, 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 sì. Abbiamo giocato molto meglio, quindi queste sono le partite in cui diamo il tutto per tutto, quindi non provo neanche a dire un punto o 3 punti perché vedremo come andrà.
come andrà. C'è da dire però che quando il Cagliari vede il San Paolo segna sempre, sempre. Magari perde, però Quello sì. segnare segna quasi sempre. Mi ricordo ancora il 6-3 con tripletta di Larrivei. Tutta di testa, tra l'altro. Aveva fatto 3 gol Esatto, di testa. allora mi ricordavo bene. Ma che giocatore la Rivei, veramente. Se solo non ci fossero stati 6 gol del Napoli. Poi, ottava giornata, abbiamo una partita abbordabilissima che comunque è Cagliari-Genoa. Sì. Alla nona invece già incontriamo un problema che è Lazio-Cagliari, perché la Lazio è vero non sta facendo tantissimi acquisti, ma ha fatto principalmente degli acquisti mirati, e a me è quello che preoccupa di più onestamente, quando si fanno degli acquisti mirati, perché si va a rinforzare una squadra che già per sé era forte. Esatto. Quindi questa è una partita veramente, veramente ostica, la vedo molto male Lazio-Cagliari onestamente. Sì, poi in casa loro è ancora più difficile. Vediamo cosa riusciremo a fare, anche se anche io sono dell'idea che sarà piuttosto difficile strappare anche solo un punto. Esatto, anche perché poi per me sarà un derby, dato che comunque la mia ragazza è laziale, il padre è laziale, è alto quasi 2 metri, quindi io sono un tappo, quindi vedremo un po' se riuscirò a rimanere vivo. Poi abbiamo un'altra neopromossa, ovvero il Benevento, abbiamo Cagliari-Benevento. Ovviamente non è per cattiveria, però comunque il Benevento è una neopromossa. Gli portiamo contro Cragno probabilmente. Sì, esatto. E Pajac, se non l'abbiamo già ceduto, ce lo portiamo in panchina. Vabbè, è una partita assolutamente fattibile. Sì. Poi invece contro abbiamo Torino, Torino-Cagliari in trasferta, quindi che l'anno scorso ci ha detto veramente male, è finita 5-1 se non erro. Sì, con gol di Melchiorri. Ok, allora anche qua ricordavo bene, quindi... Col Torino è difficile in generale, ma soprattutto in casa loro, perché io che abito a Torino un po' di volte ci sono andato allo stadio del Toro, appunto, c'è un clima veramente incredibile. Probabilmente forse la tifoseria, che reputo io la tifoseria più attaccata alla squadra d'Italia, cioè proprio a Torino, sponda Toro ovviamente, quando vai allo stadio c'è solo quello, non pensi ad altro, e i tifosi sono veramente attaccati al Toro, e in casa loro è veramente difficile. Questo l'ho notato anch'io negli anni. Effettivamente contro di noi in casa nostra il Torino ha sempre avuto delle difficoltà, penso anche per lo stesso identico problema, sempre per Esatto. quanto riguarda il fattore stadio. Però comunque noi in casa loro abbiamo sempre avuto tantissimi problemi, specialmente l'anno scorso che abbiamo perso 5-1. 10ª giornata Cagliari-Hellas. Io onestamente non mi ricordo le 2 partite con l'Hellas quando stavamo in Serie A, quindi non saprei che dire. Io mi ricordo di un 2-1, era una delle ultime probabilmente 6 giornate, avevamo perso 2-1 e il Cagliari aveva segnato al 90esimo, mi sembra che avesse segnato Conti, tra l'altro. Ah, ok. Nell'ultimo anno di Serie A prima di retrocedere. L'andata non me la ricordo assolutamente. Ok, perfetto. Comunque penso sia fattibilissima come partita. Sì, Poi 13ª giornata, ne abbiamo già parlato prima, questa è una squadra molto ostica se la si prende sotto gamba, ed è Udinese-Cagliari. Giochiamo in trasferta ad Udine, abbiamo sempre avuto problemi ad Udine, sempre, quindi qua ci sarà veramente da impegnarsi. Sì, sono d'accordo, è una squadra che, come ho detto prima, stimo molto, perché ogni anno dimostra di essere comunque una buonissima squadra, quindi sarà difficile, soprattutto in casa loro. Poi 14ª giornata, torniamo in casa e qui c'è poco da dire, Cagliari-Inter, c'è veramente poco da dire. L'unica cosa che posso dire è che a quanto pare ci ritroveremo contro un nostro ex giocatore, ovvero Vesino. Sì, Vesino, che era arrivato in prestito per un anno, se non sbaglio. Esatto, in prestito dalla Fiorentina Era un gran bel per giocatore un Vesino, anno. tra l'altro.
E mi ricordo che nella partita di ritorno contro l'Empoli, se non erro, segnò il primo gol. Se non vado errato, se l'Empoli stava in Serie A, perché io mi ricordo una partita con l'Empoli, che c'era Zeman e segnò Vesino, però potrei sbagliarmi, non lo Non so. lo so, sai che non mi ricordo. Le partite con l'Empoli proprio vuoto. Ah no, che cavolo dico? 4-0 all'andata, altro che vuoto totale. Eh, 4-0 all'andata con doppietta di Larry Way, di Danilo Avelar. mamma mia, Il ritorno però non me lo ricordo fantastico. come era finito. Il ritorno, io mi ricordo che finì 1-1, noi, oppure era, no, era Vesino che segnò a noi, no Vesino Ah sì, al che stava con 90°. noi. Che è Ah segnato al sì, 90°. che avevamo pure Ecco, preso una traversa pochi minuti prima, se non sbaglio. e io mi ricordo perché quella partita non l'ho, io la maggior parte delle partite non le ho viste perché stavo al compleanno della mia ragazza che faceva 18 anni quella Mm. partita, quindi non l'ho potuta vedere, mi arrivavano le notifiche e bestemmiavo, era quella Beh, la serata. giustamente. Poi, quindicesima giornata, Bologna-Cagliari, diciamo che se andiamo a vedere la partita di andata, Bologna-Cagliari è stata per me una partita noiosissima, Ma spallosa e giocata male. sono d'accordo anch'io. Tra l'altro si era infortunato Ionita, quindi non abbiamo un Sì, buonissimo ricordo di Bologna. Ma in più io aggiungo il Bologna come quella, cioè come una delle squadre con cui siamo più, con cui fatichiamo di più. Perché mi ricorderò per sempre un 3-0 subito contro il Bologna in casa loro quando ero un po' più piccolino, e da lì ho capito che proprio col Bologna non c'è da fare niente. È così. sì, effettivamente il Bologna è alquanto ostica come squadra. Poi, sedicesima giornata, abbiamo Cagliari-Samp, con la speranza, come già detto prima, che Viviano ci possa regalare qualcos'altro. Esatto. Quindi, vabbè, dai, è una partita fattibile. Ovviamente, comunque la Samp ha perso Muriel, vediamo Schick che fine farà, però comunque è una squadra strutturata bene. Giampaolo a me personalmente al Cagliari non piaceva, mentre adesso con la Samp lo sto rivalutando moltissimo, sta creando veramente una buona squadra e a me personalmente fa anche un po' paura, devo essere sincero. Addirittura? Sì, lo temo parecchio Giampaolo da quando è arrivato alla Samp, onestamente. Sì, effettivamente ha fatto un gran bel percorso con la Samp l'anno scorso, e ha costruito una bellissima squadra che a un certo punto sembrava poter dare l'idea di una papabile per la qualificazione in Europa insieme all'Atalanta. Poi c'è stato qualche battuta d'arresto, però è comunque una grande squadra. Assolutamente. 17ª giornata abbiamo, e anche qua c'è poco da dire, abbiamo Roma-Cagliari. Eh, Ricordiamoci che Checco Pisano segnò il suo primo gol in assoluto in Serie A dopo 20 anni che ci giocava contro la Roma, grazie a Goicoechea, che bello, che ricordiamocelo. bello. Goicoechea che aveva fatto una papera incredibile in quella partita Sì, che avevamo vinto 4-1 o 4-2, non mi ricordo. che poi a me la cosa che più mi dà fastidio, per chi non lo sapesse, io tifo Cagliari e, tra virgolette, calcisticamente non mi sta simpatica la Roma, diciamo. E la cosa che a me più fa ridere, ripensando a quel 4-2 o 4-1, è che il primo gol lo segnò Nainggolan dopo neanche 2 minuti. Lo odiarono, arrivò alla Roma e fu subito idolo. A me mi Sì, piace ricordare sta cosa. sì, ma tra l'altro che non c'entra molto, però col fatto di appunto degli arrivi in grandi squadre, mi ricordo che c'era quando Matri, l'anno in cui Matri è andato alla Juve, Mhm. in Italia, cioè nella nazionale non l'avevano mai convocato, è andato alla Juve, è stato subito convocato la prima partita. È incredibile, Classico, pazzesco. Che poi Matri aveva fatto delle grandi stagioni al Cagliari, cioè veramente assolutamente. inorridito da quella roba.
Da dopo che se n'è andato dal Cagliari, dalle stagioni che ha fatto con Milan, Lazio, un po' con la Lazio si era un po' ripreso, però con Milan, Juve, adesso col Sassuolo non ha fatto vedere niente. Col No. Cagliari penso ha raggiunto il culmine della sua carriera proprio. Sì, sì, sì. Cagliari è stata sicuramente la sua miglior squadra perché è dove ha segnato di più e dove, cioè, perché tra l'altro non è che faceva solo gol, ma faceva anche tanti assist. Perché appunto, come Assolutamente. ricordavamo prima, c'era la grande coppia con Acquafresca che insieme facevano un sacco di gol. Cagliari l'ha lanciato nel calcio che conta e poi lui non ha saputo sfruttare l'occasione, purtroppo. Assolutamente. 18ª giornata invece Cagliari-Fiorentina, questa invece è una partita che io non saprei valutare perché comunque la Fiorentina per adesso sul mercato sta agendo solo in uscita e quindi non saprei fare un paragone. Comunque la Fiorentina, ricordiamoci che io ormai non la considero più una squadra big, però comunque è pur sempre una squadra da sesto, settimo, ottavo posto, comunque zona Europa, quindi anch'essa è una squadra da non poter sottovalutare. Ma io sono completamente d'accordo con te, nel senso che ora come ora non so come potrebbe andare la partita con la Fiorentina. È un po' lo stesso discorso che c'era, che facevamo prima, non mi ricordo con che squadra. L'Udinese? Sì, forse l'Udinese, che dipende anche da come sta facendo il campionato, nel senso, magari ha una buona rosa, però magari sta facendo un campionato bruttissimo, ha perso tante partite, è una squadra poco stabile e magari i 3 punti li puoi anche provare a portare a casa. Invece se magari fa il gran campionato che ti arriva quarta, lì sarà una gara difficile. Esatto. Mentre l'ultima partita sarà Atalanta-Cagliari. Abbiamo ricordato prima, sia io che Samuel, che comunque a Bergamo non siamo mai riusciti comunque a fare delle grandi partite. E incrociamo le dita su queste partite. Sì, allora diciamo che non abbiamo né un inizio né una fine facile, perché appunto l'inizio con Juve Milan e la fine con Roma, Fiorentina e Atalanta, che sono 3 buone squadre. E questo non è proprio il massimo nel caso in cui ovviamente sono pessimista, no? In questo caso, nel caso in cui dovessimo magari cercare in tutti i modi di salvarci, queste ultime 3 partite non sono proprio il massimo. Io spero e sono quasi certo che il Cagliari non dovrà combattere per la salvezza neanche quest'anno, perché ripeto, ci sono squadre come Benevento, Spal, Crotone, ma anche il Chievo o l'Hellas, che secondo me, o il Bologna, che secondo me dovranno lottare parecchio. Il Cagliari se ne starà un po' più su e vedremo poi i prossimi anni. Ok, intanto saluto Mario Inter che è entrato. Ciao Mario. E adesso faccio quest'ultimo sondaggio, poi penso che chiudo perché comunque è ora di cena. Sì, quasi di fa Cagliari, esatto. Sì, ti fa Cagliari, sì. Faccio quest'ultimo quiz, diciamo, quest'ultimo... Non mi viene la parola, oggi non mi vengono le parole. Sorteggio. Sorteggio, esatto. Secondo voi, tra le 22 squadre di Serie B, lo chiedo prima a te Samuel e poi a chi ci sta guardando, secondo voi tra le 22 squadre che cominceranno il campionato di Serie B, quali sono le tre papabili a salire in Serie A? Ma allora, il primo nome che ti dico è subito quello del Bari, perché il Bari sta facendo un calciomercato incredibile. Quest'anno, a differenza degli altri anni, è veramente convinto di poter salire in Serie A e secondo me ce la farà. L'altro nome è il Frosinone, che è sempre lì. Anche l'anno scorso ha perso col Carpi, mi sembra, ai playoff, ed è stato abbastanza sfortunato. E Sì. quindi io dico Bari, Frosinone e la terza squadra, un po' a sorpresa, io dico Venezia. Venezia, l'avevo detto anch'io, cioè io avevo detto comunque Venezia
e Parma per me sarebbero andati in zona playoff. Io Infatti è quello che penso anch'io, che una delle due, io penso più il Venezia, anche se il Parma ha una rosa più preparata, ma penso il Venezia forse per l'unione che hanno i giocatori proprio. mm, io invece ti dico che in Serie A anche per me, dato la campagna acquisti, ci possa venire il Bari perché per quest'anno lo vedo veramente convinto. Stanno facendo veramente un grandissimo lavoro per quanto riguarda la campagna acquisti. Poi, come altra squadra a salire in Serie A, noto che tutti, comunque, volente o nolente, non state dando fiducia né all'Empoli né al Palermo, ma mi includo anch'io, eh. Anch'io non do fiducia né al Palermo perché per me non salgono. E io, al posto che Frosinone, anche se ci spererei, ti dico il Perugia. Il Perugia era anche una delle mie, però non lo so, ho preferito Venezia. Lo dico un po' così, cioè non ne sono proprio convinto. Bari lo dico proprio sicuro. Il Perugia lo dico un po' così. Mm. Mentre per la terza non ne ho idea, ce ne stanno troppe. In 22 non so come avete fatto voi a scegliere 3, io ne avrei scelte 8 come minimo. Allora vediamo un attimo cosa ci scrivono. Intanto, ciao Allora, Mario, spero che ritornerai. esatto. Ludovico scrive Parma, Foggia e Bari. È vero che c'è anche il Foggia. E come la vedi tu, Parma, Foggia e Bari? Il Foggia sì, sta agendo sul mercato, sta facendo una buona campagna acquisti, ma una campagna acquisti che mh, spero non si offendino i tifosi del Foggia, mi sembra ancora da Lega Pro piuttosto che da Serie B, onestamente. Mm. E Jim, Non la trovo preparata, diciamo, secondo me. Jim Morrison è d'accordo con Ludovico perché dice Bari, Foggia, Parma. E poi Ludovico si corregge, incredibile, e dice invece credo Carpi, Bari e Parma, quindi niente Foggia per Ludovico. Music Passion dice l'ho perso un attimo, ok, Frosinone, Bari e Parma e lotteranno Frosinone Spezia e è vero. Venezia. E anche lo Lo Spezia Spezia, tutti gli anni lotta. sì. Ma guarda, infatti in effetti arriva sempre ai playoff c'è sempre lo Spezia, sempre. Sì, Quindi effettivamente. magari l'hanno giusto. Speriamo. E Speriamo poi, perché comunque è una squadra che mi sta simpatica, quindi esatto, Music Passion dice anche il Palermo è alla frutta a livello societario e sono completamente d'accordo. Eh, purtroppo. Ludovico conferma e dice il Palermo fallisce ad ottobre addirittura. Il Palermo non lo vedo assolutamente promozione diretta. L'Empoli forse un po' di più, ma il Palermo sono convinto che non riuscirà ad essere promosso subito. Palermo deve, prima di risolvere la situazione Serie A, Serie B, deve sbrigarsi a risolvere la situazione societaria perché ha avuto un finto presidente che non si sa se ha preso tutti per il culo lui o Zamparini ha preso tutti per il culo. Sì, veramente. Io penso più la seconda, Sì, onestamente, penso conoscendo il anch'io. tipo. Purtroppo, come società, il Palermo è una società che io personalmente stimo, però purtroppo hanno questo grande difetto che il presidente, fin quando non se ne liberano, non andranno tanto avanti. Sono riusciti a qualificarsi una volta o due, se non erro in Europa League, in Coppa UEFA, però Sì, 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 sono d'accordo. Con questa situazione, secondo me, appunto, come dicevo, non riusciranno ad essere promossi subito. Anzi, secondo me ci metteranno anche un po' di anni, tipo 3 o 4. probabile, molto probabile. Comunque, esatto, Jim, speriamo ci diano Rispoli prima di subito, speriamo che il DS Rosse stia intavolando una trattativa. Comunque, ragazzi, detto questo, non per cattiveria, però sono le 8:30 e comincio a sentire un leggero languorino. Anche io.
Quindi vi ringrazio per esserci stati, ringrazio Samuel per esserci stato, mi raccomando iscrivetevi al suo canale che trovate giù nella descrizione o nell'info box, come la volete chiamare, chiamatela. Seguitelo perché anche lui ha cominciato adesso una serie su Football Manager, non vi spoilerò con che squadra, anche se poi lo capirete dalla copertina del suo video, quindi andatevi a gustare il suo canale. Appunto, ringrazio Samuel e ringrazio voi per esserci stati, quindi non so se prossimamente faremo una live, quindi non saprei, nel caso ci organizziamo io e Samuel e poi la faremo. Nel frattempo vi saluto, vi auguro una buona cena e una buona serata e niente, se Samuel vuoi dire 2 parole tu. Io ringrazio te, Miro, per avermi ospitato sul tuo canale e spero ovviamente faremo altre live prima dell'8, dato che partirò per la Sardegna. E ringrazio tutti quelli che hanno visto la live e spero che ci rivedremo molto presto. Va bene, allora un saluto l'abbiamo fatto e quindi niente, ci becchiamo alla prossima, regà. Bella, Ciao a tutti. ciao a tutti.